vogliamo rilanciare ulteriormente quello che è appunto la questione del nord. Questa questione del nord che per nostro modo di vedere può essere interpretata da appunto Luca Zaia stesso, facendo un appello al ministro e al nostro segretario federale Salvini. Noi chiediamo che venga fatto questo coordinamento a livello del nord tramite la figura di Luca Zaia. Non c'è ambiguità nella petizione presentata dalla sezione cittadina della Lega di Brescia, un vero e proprio coup de théâtre a pochi giorni dal verdetto veneto con il carroccio capace di doppiare Fratelli d'Italia, complice l'effetto non solo balsamico del governatore uscente in lista, nessuna sfiducia a Salvini, scandisce a chiare lettere il segretario bresciano, semmai un ritorno alle origini. No, non è che non parliamo più di Nord, però essendo diventato un partito nazionale, diciamo che la politica della Lega è stata un po' diluita e quindi in questo caso noi chiediamo ovviamente, essendo io personalmente sono di Brescia, sono lombardo, stimo i colleghi veneti, stimo i colleghi del Piemonte, quindi per questo chiediamo che ci sia un coordinamento guidato da Luca Zaia, a maggior ragione, che non è assolutamente vuol dire sfiduciare Salvini. Ripeto, c'è già una figura al sud che fa la stessa identica cosa, chiediamo che venga istituito anche al nord. Ma è chiaro come un passaggio del genere, fino a una settimana fa, non fosse nemmeno immaginabile un'accelerazione verso quel progetto di Lega a due velocità accarezzato dallo stesso Zaia su modello della ripartizione tedesca tra CDU e CSU bavarese, partiti gemelli ma differenziati su base territoriale. Questa decisione compete alla segreteria federale e al segretario federale, quindi non compete assolutamente a noi. Potrà essere un lancio per qualcosa di più grande, qualcosa di più strutturato, vedremo obiettivamente. Il passaggio è politicamente rilevante. La petizione sarà inviata a tutte le sezioni, quantomeno del nord. Da Brescia parte un movimento che potrebbe rilevarsi dirompente. Io vedo però, avendo lanciato questo sasso, che c'è molto entusiasmo, quindi soprattutto tra i militanti, i sostenitori, vuol dire che il tema è sentito, ma perché? Perché non è stato imposto da nessuno, è partito proprio dalla base, è partito dalla nostra segreteria. Chiediamo ovviamente un supporto anche di tutti i militanti e i sostenitori stessi di tutte le altre regioni.